Dobbiamo restare, via. Va bene, buon chance. Buon chance, se lo vuoi chiamare, guarda. Andiamo! Occhio qua! Subito, Livio! Vai Timbo! Palla a terra! Danilo! Palla a terra! Vai, uno, vai! Tutta! Goli! Visto Dini! Andiamo lezione, certo! Certo, stringi, tu sei così! Maledetta squadra! Sali! Vai, solo! A destra! Bravo! Non è accaduto! Vai, punto da terra nel rigore! Ma che cazzo ci Bravo Sandro! Dai, la stia banda, dai! Vieni! Bravo, dai! Tu Sandro, tu Sergio! Oh, parato Antonio! L'avete parato, no? Cioè, chiamate il primo giocatore! Sopra Oh! Matteo! Un po' troppo indietro. Vieni, ma cosa c'è? Accompagnatelo! Aiutatelo! Dietro! In aria, porco Cristo, ma Che culo! dai Antonio! Bella! Eccolo! A terra gioca compagno! Mettila a terra! Visto Divino! Dai Andrea! Stringi Giacomo! Dai! Non rischiare! Non rischiare! Paranoico! Paranoico! Caruso! Poncio! Dai, Poncio! Che fare, dai, che fare? Vai in bocca! Dai! Oh! Un secondo, Romeo!
Quotidiano, Assange. Ma dai! Buono, vai, vai, vai! Giuffrida! Duro! Gira, gira, sta male! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai! Calma, Salvatore, metti a terra! Oh! Giuffrida! Ma perché non la metti a terra? Ah, Salvatore! Fighi! Costa, va! Ehi Giuffrida, dai! Dici! Che cosa fai? Porca Dio! Di Guglielmo, vai! Vai Gimbo! Romeo! Romeo! Fabio! Dici Fabio! Dici Fabio! Dici Fabio! Allarga! Vota tu! Vota! Vai, vai! Anche! Metti Arino, Fabio, mettila! Dietro Giovanni! Ce l'hai dietro già! Avanza, Puli! Sbaglio! Come va? Come Dai, dai, Arino, dai, Arino, dai! Subito, dai, uno contro uno! Dai Vlad, dai Vlad, dai, forza Vlad, forza Vlad! Toccati, dai, toccalo Davide! Così, vai, 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 vai! Non mollare! Vai! Dici, avanti, c'è fa mettere avanti, lo abbascio, non come, lo abbascio. Ma tu mi metti a mano. Dici, Micalizzi, Fabio, stringi. Mettila Fabio, mettila Fabio! Arriva Fabio! Vai Vlad dentro, vai dentro! Andiamo dentro, Vlad! Dagliela, scarica! Buone, buone! Vai Salvatore, vai Salvatore! Vai Dragos, muto, Dragos! Vai Dragos! Vai Dragos! Mano! Mano! Rigore netto! Rigore netto! Così, così!
Butto, prendi. Il braccio così, ma guarda bene, cosa picchia così? Va bene? Guardi la piglia di questa maniera In mezzo Fabio, a scavalcare in mezzo Fabietto. Bella bella Bravo, dai. Signore, facciamo il gioco. Pronto Salvatore! Bravo! Vieni palla, anche calcio d'angolo! È calcio d'angolo! Presto! Va bene, dai! Ragazzi, Sacrificio. è una partita difficile. Ce la facciamo! Abbiamo saputo soffrire e alla fine ce l'abbiamo fatta. Abbiamo avuto un pizzo di Abbiamo meritato però, mister! abbiamo meritato perché Abbiamo sofferto tutti uniti! ci è mancato il gol all'inizio. Se la partita era Sì, traversa, cosa? signori, da questo momento in poi si deve giocare con questo spirito. Potevamo anche perdere, non ci fa niente. Lo spirito è quello giusto. Però lo Bravi! passiamo alla fine. Tutti insieme! Grande partita a tutti. Una famiglia, come Bravissimi. grande Kimbo! Ma vincere una! Scusate se sono uno stronzo. Però il tema una ora, però poi pensate. Visto, almeno! Parte nel migliore dei modi il suo esordio alla panchina dell'AS di Furci. Oggi il Furci si è imposto col Mediterraneo Nizza per 3-0. Un suo commento e merito. Sono felicissimo perché è stata una settimana difficilissima per tutto l'ambiente, perché venivamo da una sconfitta che poteva spezzare il morale di questa squadra definitivamente. La mazzata finale poteva arrivare dalle dimissioni inaspettate di Francesco Carpillo, che è stato il nostro mister fino a pochi giorni fa. Mi aspettavo una reazione della squadra, ma devo dire la verità,
non mi aspettavo in questi termini, veramente. Hanno risposto bene, si sono allenati in maniera pazzesca in questa settimana, li posso solo ringraziare. Ringraziare tutti, anche la società, perché ha avuto fiducia in me, che sono stato preso da un settore che non era quello del settore tecnico di tutta la squadra, ma gestivo solo 2 ragazzi che erano i portieri, e mi ha dato fiducia, però allo stesso tempo siamo riusciti, credo che il nostro punto di forza in questa partita sia stato che siamo stati una grande famiglia, siamo stati un grande gruppo, abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo giocato un grande primo tempo, abbiamo imbrigliato completamente il Nizza, abbiamo rischiato di segnare in 2 occasioni, poi abbiamo sofferto un po', però abbiamo saputo soffrire, anche questo è un grande segnale, e poi siamo andati in vantaggio anche con un pizzico di fortuna, ma ci sta anche questo. 3 punti preziosi per il proseguo verso la salvezza. Preziosissimi, perché questa partita poteva cambiare drasticamente il campionato del Furci in negativo, perché una sconfitta oggi in casa contro il Nizza ci avrebbe messo nelle condizioni di andare ad affrontare il prossimo derby in condizioni psicologiche veramente debilitate, quindi adesso ci godiamo questa vittoria, però poi dobbiamo ricominciare a pensare a Roccalumera, perché da qua fino alla fine saranno tutte battaglie, e questo è solo un piccolo passo. Tra 7 giorni si vede ancora in panchina? Vediamo, mi siederò con la società e rifletterò, perché è stata una settimana molto difficile per me, perché non è stato facile assumermi questa responsabilità. L'ho fatto con piacere, perché ho visto la difficoltà dell'ambiente, ho visto la difficoltà anche dei ragazzi che sono rimasti letteralmente sbigottiti, spaesati, e anche la difficoltà di una dirigenza che su 4-4-8 non può materialmente riuscire a trovare una soluzione, né in breve né a lungo termine. Questa vittoria a chi la dedica come prima? A tutto l'ambiente, a tutto, anche ai tifosi che oggi sono stati veramente presenti, ci hanno sostenuto fino alla fine, ma soprattutto alla squadra che oggi ha dato dimostrazione che quando si è un gruppo si fanno belle partite. Oggi avrei accettato, dico la verità, avrei accettato anche la sconfitta contro il Nizza o anche un pareggio, perché ho visto la risposta della squadra, e comunque questo fa ben sperare per il futuro. Adesso andiamo avanti passo a passo con tanta umiltà. Presidente, finalmente la SD Furci vince una bella partita davanti ai suoi tifosi. Una bellissima partita combattuta veramente fino alla fine. Abbiamo trovato un Nizza veramente forte e la differenza è stata la palla in rete. Abbiamo vinto, e meno male, così almeno un sospiro di sollievo veramente, perché domenica scorsa ci eravamo veramente messi in cattiveria. Con questa vittoria penso che possiamo veramente sperare per la salvezza. Una fiducia data al mister Allegra che insomma l'ha ripagata. Sì, l'ha ripagata, e anche i ragazzi, penso, anche i ragazzi erano contenti di questa scelta. Adesso vediamo se ci sono altre decisioni, ma penso che dovremmo confermare Allegra al 100%.